Allora, torniamo un po' ai nostri temi del territorio e dell'economia. C'erano diversi messaggi che sono arrivati, appunto, che lamentavano l'assenza di uno Stato che provveda un po' in qualche modo a sostenere il territorio e le imprese. Adesso ne è arrivato un altro: gli italiani non sono tanti ciapai, tanti magnai, poi lo Stato ha fame, più i soldi finiscono sotto il materasso, i veneti se ne... allora, anche questo, vabbè, questo è scritto poi anche in dialetto. Comunque sostanzialmente non c'è fiducia, quindi non si muove l'economia, perché poi chi ha del denaro ha paura di muoverlo, lo tiene fermo lì. E poi c'erano altri che inneggiavano a un'autonomia, a un'indipendenza che possa in qualche modo essere risolutiva dei problemi. A questo proposito, tra l'altro, lei è stato il relatore di una proposta, no, di legge che fine ha fatto? Fine ha fatto. Io ho depositato un disegno di legge per fare un referendum consultivo. Consultivo significa interpellare i cittadini di un territorio del nostro Quindi Veneto. proprio lei è edito Come- questa Sì, proposta. sì, poi è stata sottoscritta anche da altri, ma l'iniziativa legislativa è partita da me e che ha fatto anche poi parecchio parlare perché si è inserita in un contesto un po' internazionale, possiamo dire almeno europeo, dove iniziative analoghe stanno partendo in diverse parti d'Europa. Abbiamo visto la Scozia, abbiamo visto la Catalogna, Certo. perché io credo fortemente che oggi dobbiamo superare questo concetto, questo sistema di Europa. Parto dal presupposto che gli stati attuali, l'Italia, la Francia, la Germania, la Spagna, sono stati nati in un contesto storico che oggi, essendoci l'Europa come riferimento, dovrebbero essere superati, cioè dovremmo arrivare a un federalismo europeo dei territori. Quindi sono stati fortemente indebitati, centralistici. Noi vogliamo rimettere al centro il territorio, con la sua storia, la sua cultura, con la propria imprinting valoriale, anche con la propria economia, in un contesto europeo, dove di un'Europa che stabilisce la politica estera, stabilisce le regole, un unico esercito europeo, un'unica, quindi delle regole generali uguali per tutti, però lascia poi ogni territorio ad esprimersi. Questo presuppone quindi un passo in avanti completamente un processo europeo che ora si è arenato per colpa degli stati nazionali attuali, Ah, ecco, dell'Italia infatti. eccetera. Quindi superare che sono oggi in Europa, Quindi- l'Europa è un consorzio tra stati, non esiste l'Europa, tant'è che siamo in balia Però la siamo Germania in balia, comunque no, siamo più che vuole... la Germania, siamo in balia o delle diatribe interne, ma siamo in balia anche della politica poi ad est della Russia e ad ovest degli Stati Uniti. Siamo ancora, i due blocchi ci sono di fatto ancora, che sono Beh, caduti i vari caspita. muri. E quindi io vorrei un'Europa in grado di fare una politica estera univoca, unitaria, di avere una voce autorevole, ma per fare questo occorre superare gli stati attuali. Ecco perché ho fatto un referendum sull'indipendenza del Veneto, ma un'indipendenza non isolazionistica, un'indipendenza per creare un territorio per demolire gli attuali stati come l'Italia, che stanno portando al massacro tutte le risorse del nostro territorio e stanno mortificando, perché è una voragine senza fondo che sta ammazzando anche le parti più nobili e produttive di questi nostri territori. E quindi oggi dobbiamo superare questo modello a tre livelli, Europa, Stati e Regioni, ma per creare delle regioni, delle macro regioni legate anche a una storia passata. Noi abbiamo avuto uno Stato nel nostro territorio che ha avuto dei principi, dei valori che hanno anticipato tutte le democrazie contemporanee. Pensiamo all'abolizione della schiavitù è arrivata qui nel Veneto 1000 anni prima che negli Stati Uniti d'America. Pensiamo che la prima laureata è una veneta nel mondo. Pensiamo che c'era un principio di libertà, di rispetto dell'intrapresa, dei valori che poi sono stati alimentati alla base di tutte le moderne democrazie. Quindi non abbiamo certo bisogno di imparare da altri, abbiamo bisogno di sviluppare e di dare spazio a un nuovo modo dove ci sia uno Stato leggero e dove ci sia una società che possa esprimersi, perché l'imprinting veneto è dato da farsi sulle maniche, lavorare, darsi da fare. Non possiamo però essere depredati da qualcuno, da un sistema che noi creiamo ricchezza e qualcuno la mangia. Lavoro da mattina a sera per mantenere un governo che non ho votato, almeno ci dissero che non c'è più, democrazia e ci mettiamo il cuore in pace. Ecco, anche questi dubbi più volte manifestati anche dai nostri telespettatori sull'esistenza, sul fatto di un'effettiva democrazia, perché ci si sente strozzati da un sistema Beh, paese sono dubbi che abbastanza fondati. incombe. Sono dubbi fondati perché, guardate, le riforme che io ho dato anche un'apertura di credito, quando le buone intenzioni di Renzi, quando parla, non è che non condivida
ciò che dice, il problema è che poi non seguono i fatti. E ho dato anche all'inizio un'apertura di credito, vediamo cosa fa. Ma quando vedo che le riforme che vengono partorite hanno più l'effetto diciamo psicadelico, mediatico che non effetto reale, allora mi infastidisco assai, come dicono. Perché, esempio, dovevamo cancellare qualche livello di governo, quando comunque ridimensionare, riorganizzare, fare qualcosa di molto più leggero, erano le province. Alla fine è stata tolta la democrazia dalle province, non si vota, però oggi arrivano in questi giorni attorno ai tavoli della politica, ci sono i vari partiti che si stanno spartendo i pani e i pesci che rimangono in questo ente. E lo stesso riforma del Senato, il Senato non deve essere una unica Camera, c'è bisogno di fare un'altra Camera, mantenere l'apparato tutto in piedi, dove ci sono gli uscieri da 130.000 euro all'anno, cioè veramente bisogna cominciare e invece si sta trasformando una Camera di eletti a una Camera di nominati, cioè queste non sono riforme. Ecco, togliere significa qualcos'altro, non significa trasformare. Ecco, vuol dire che questo sta avvenendo un po' a tutti i livelli e come dicevo prima anche il nostro picco non è che abbiamo dato di grandi esempi, noi da un ente abbiamo cambiato nome, abbiamo fatto di più, però è una cultura, una mentalità che va rimossa, oggi non possiamo più permetterci che ci siano pochi che producono e tanti che assorbono risorse, ma ricreando più inefficienze che efficienze. E quindi oggi, perché non ce n'è più per nessuno fra poco. Ecco, a questo punto delle soluzioni possibili, perché poi tra l'altro lei è anche nella commissione lavoro, eccetera, quali possono essere delle strategie, cioè, qualche provvedimento che potrebbe tornare utile, poi si torna a parlare sempre guardi, i provvedimenti utili sono semplicemente progressivamente demolito l'attuale sistema burocratico statale, cioè vanno smantellati, va creato efficienza nel sistema, o quantomeno efficientato dove c'è. Quindi occorre inserire criteri di produttività anche nel settore pubblico. Ciò che serve, che è utile, che produce, va mantenuto anche nel pubblico. Ciò che non produce bisogna avere il coraggio di dire stop, si taglia. Ma finché vedo che un'Alitalia che è stata un po' ricettacolo di tanti anche raccomandati dei sindacati, gestita poi dalla politica, non sembra politica, alla fine tutti i cittadini pagano per mantenere in piedi questi baracconi qui e continuano, nonostante i fallimenti, continuano anche, c'è l'interesse del sindacato per questo. E finché vedo che le battaglie al sindacato siano per l'articolo 18, siano contro l'articolo 18, ma guardate bene che vi posso dire che nessun imprenditore lascia a casa un dipendente se questo dipendente fa il proprio dovere ed è utile all'impresa. Se vengono lasciati a casa, sono lasciati a casa di solito chi non lavora, chi non produce, chi non ha voglia di lavorare, perché l'imprenditore è nell'interesse dell'imprenditore mantenersi caro e buono un dipendente e quindi magari anche premiarlo in più. Quindi il problema dell'articolo 18 è un problema che non esiste, cioè un imprenditore non è nemico del dipendente, non è l'altra parte, anzi l'impresa è un bene condiviso tra tutti, perché se va bene per l'imprenditore va bene anche per il dipendente, e quindi io non capisco perché cosa serve fare queste battaglie. Cerchiamo far sì, invece sono battaglie di sindacati che sono battaglie ideologiche di retroguardia che non hanno più ragione di esistere oggi. Quello che lascia sorpresa al di là di tutto poi le battaglie ideologiche effettivamente, oppure si va a toccare perché è stato portato in causa questo articolo 18, perché non si risolvono altri problemi. Ma guarda, praticamente il cuneo fiscale, cioè altre questioni, la burocrazia per esempio. Veramente, sì, i problemi sono tanti, però voglio dire, dobbiamo dire una cosa, che non possiamo pensare, e lo ripeto, l'ho già detto, che la maggior garanzia per un dipendente è il fatto che l'impresa vada bene. Se va male o non funziona, può esserci articolo 18 che vuoi, nessuno non puoi obbligare uno a tenerlo dipendente. O se c'è uno che non fa il proprio dovere, non puoi obbligarlo a tenerlo lì, perché crea un'ingiustizia verso chi è per strada e magari vorrebbe lavorare, vorrebbe impegnarsi e non può entrare nell'impresa. Quindi bisogna efficientare il sistema, significa anche creare dei meccanismi per cui la meritocrazia venga messa al centro e non venga messo al centro il parassitismo, venga messo al centro il fatto di non responsabilizzarsi. Ecco, quello che però appare alla luce dei 3.500 milioni di problemi che abbiamo in Italia, che riguardano anche il mondo del lavoro, perché è stato preso questo che è l'osso più duro e non si è partito da altri ossi che andavano magari a non toccare direttamente in modo il fianco a una certa categoria di lavoratori, minoritaria, perché poi le aziende che hanno più di 15 dipendenti sappiamo che sono veramente poche. Sotto 15 dipendenti è un problema che esatto, non si quindi, pone. Però pur sempre andavano a toccare, muovere i sindacati eccetera, non dice vai a toccare quelli che sono gli scogli duri, che ce ne sono, abbiamo visto. Ma io farei di più, io metterei anche la possibilità
farei un diritto del lavoro uguale tra pubblico e privato. Perché, perché dobbiamo avere, con gli stessi istituti, quindi non deve essere lavoro pubblico e lavoro privato, non deve esserci più la distinzione. Perché ci sono lavoratori più tutelati e lavori meno tutelati? Infatti, intanto la Francia ha mandato a quel paese la Merkel, gli hanno detto no alla sua austerità, prima la Francia, danno sempre più tasse bugiardi, unica soluzione. E ecco il fatto anche la politica dell'austerità, no? Che è un'altra questione. Ma guardi, io non sono così contrario all'austerità, bisogna vedere cosa si intende austerità, cioè noi non possiamo lamentarci sempre con la Merkel senza aver fatto le riforme che hanno fatto in Germania anni fa e senza facendo nulla, perché non è che aumentando il debito, indebitando, svalutando moneta si possa creare ricchezza aggiuntiva, si impoverisce ancora di più il paese. Questa è una falsa credenza che molti dicono ma basta stampare moneta e abbiamo risolto i problemi. Non è così, tu devi accompagnare la moneta a una produzione reale, vera, cioè occorre portare un'economia vera. L'economia vera si ha quando c'è un equilibrio tra le parti attive e passive delle poste di un bilancio di uno Stato, di un sistema. Oggi noi abbiamo troppe passive. Quindi questa potrebbe essere ad esempio una soluzione. Quando però entriamo nel merito specifico, rilacciandoci al discorso di prima, lei l'ha vissuto sulle sue spalle in commissione, ci sono delle proposte che possono essere realizzate, trovano rivoli diversi, strade strane. Il paradosso è che succede in tutte le aule diciamo, dove si prendono decisioni legislative o amministrative, è che le buone intenzioni spesso si incagliano prima, e questa è una delle cose che mi sono chiesto anch'io, come mai, perché? È quello che si chiedono anche i cittadini. Come mai, perché? Perché forse manca un coraggio nell'assumersi maggiori responsabilità. Oggi la politica paga forse chi bisogna aiutarsi e imparare a diventare anche impopolari, a dire le cose come stanno e magari inimicarsi anche qualcuno. Non si può piacere a tutti e piacendo a tutti alla fine non si fa il bene del paese. Chiarissimo, andiamo in pubblicità, poi torniamo insieme.